gli artigiani lo stanno, muratori e tutto. Le casse da morto le facevano lì. Chiaramente la casa da morto era fatta artigianalmente, parlo degli anni, dunque mio padre è del 15, quindi parlo del 25 più o meno, insomma, forse anche meno, del 20. E quindi li facevano lì e poi li portavano secondo dove era morto la persona, quindi era morto uno a Campagna. Campagna è tutta dall'altra parte, verso Crisolo. Per cui allora la strada attuale non c'era ancora quella asfaltata, si passava molto più in alto e si passava vicino al Pilun den Rune, che chi ha fatto la camminata quest'autunno, siamo scesi e siamo andati lì col pilone e lì dicevano che c'erano le masche. Allora uno gli ha detto a mio padre: tu ti nascondi nella bara, quando io fischio tu fai un urlo e picchi con una pietra contro la bara. E mio padre, che aveva 5-6 anni penso, non so, il peso non cambiava perché quelle bare lì pesavano un quintale, perché erano spesse 3 dita e quindi... E allora gli uomini se la sono caricata, erano 4 uomini, erano di più, erano 8 uomini, si davano il cambio perché era pesante, sono arrivati lì alla Rune, il tipo ha fischiato, mio padre ha battuto con la pietra e poi ha fatto un urlo un po' mascolino, diciamo, anzi da masca, diciamo, mascolino non va bene. A questo punto tutti sono scappati, la bara è caduta con mio padre dentro perché e non ne hanno più visti. Dopo un po' mio padre era lì da solo, poi ha sollevato il coperchio e è tornato a casa. Questo è, perché poi questo avveniva sempre all'imbrunire, perché durante il giorno la gente lavorava, non aveva tempo di portare la bara, quindi o era di notte o con la lucerna probabilmente o all'imbrunire. Questo per dirvi come una volta si credeva.